Fabrizio, difficile guardare da fuori, sei comunque non lontano dal rientro. Come hai visto i tuoi compagni di squadra dalla tribuna in questa settimana? Ma diciamo che stare fuori non è mai bello, e soprattutto quando affronti queste partite blasonate come Novara, Arezzo e Vercelli. La squadra sta reagendo bene, ho visto il giusto atteggiamento negli allenamenti e sono sicuro che già da domenica si vedranno i frutti. La prestazione di Novara è stata importante, arrivate da una settimana un po' atipica perché non avete avuto il classico stacco nei 2 giorni successivi alla gara, vi siete allenati domenica, ci sta, non avete riposato lunedì. Come avete vissuto questa anomalia? Ma diciamo che dobbiamo prendere il positivo di quello che c'è. Siamo stati insieme tutta la settimana e quindi il gruppo si sta unendo ancora di più e credo che questa non sia una cosa bella, però bisogna prendere il lato positivo e quindi io credo che già da domenica la squadra farà un'ottima partita. Cosa avete imparato riguardando Novara Lecco? Belli lo siete stati sicuramente, magari è mancata un po' l'ultima fase, quella più importante. Ma diciamo io prendo la parte positiva che è quella della reazione. Subito il gol abbiamo avuto un'ottima reazione, dobbiamo continuare da lì creando ancora di più e superare questo momento tra virgolette un po' negativo, anche se non lo è. Sappiamo che andiamo a affrontare squadre importanti e dobbiamo fare più punti possibili. Il tuo ruolo è stato terra sia di conquista fra virgolette per Merlisala, che già c'era l'anno scorso, per Vignati che è un giovane però ha ben impressionato. Come hai visto i tuoi sostituti, almeno comunque i tuoi compagni di squadra? Ma siamo un reparto difensivo abbastanza buono per la categoria, ognuno ha le proprie caratteristiche e il mister sceglierà chi vede meglio in settimana. Comunque li ho visti bene, abbastanza bene, sia Vignati che Malgrati che Merlisala. Grazie Ciccio, buon lavoro e buon recupero. Ciao, grazie.